Eder. Mech. Pallister. Sono l'amica di Liliana, Georgetta, e oggi 4 gennaio vi dico che Sebastiano e Liliana li conosco da 20 anni. Mio marito ed io nel 2001 e 2002 abbiamo preso un appartamento in affitto in via di Roiano in una palazzina di 5 piani. In questo palazzo al primo piano abitavano Liliana e Sebastiano. Avevamo gli appartamenti adiacenti. Dopo alcuni anni abbiamo fatto amicizia. Nel corso degli anni ci siamo frequentati con una frequenza di una volta al mese. Ci trovavamo per delle cene a casa nostra o a casa loro. Nel 2010 io e mio marito siamo andati ad abitare in un'altra via e Liliana e Sebastiano si sono spostati di abitazione dopo di noi. Nonostante le cene, non eravamo amici intimi, i discorsi che si facevano erano generici, sempre. Mio marito Christian aveva in comune con Sebastiano la passione per la fotografia, per le macchine fotografiche, i viaggi e la bicicletta. Tramite loro due abbiamo conosciuto alcuni loro amici più stretti. Queste persone sono Adriana ed il marito Enzo, il cognome non lo conosco, una famiglia che abita in Carnia, Arturo Resoleo e la moglie Ramona, poi c'era un'altra famiglia di Romance di Sonzo, Laura Grassi ed il marito Giuseppe. Con tutte queste persone ci siamo visti a Ferragosto in Carnia. Ho visto Liliana per l'ultima volta la sera prima della sua scomparsa, il 13 dicembre, lei ed il marito erano a casa mia a cena. Con noi c'erano anche Adriana ed Enzo e mio figlio di 18 anni, che ha mangiato con noi e dopo si è ritirato nella sua stanza. Quella sera è andata bene, come al solito, non è stata diversa dalle altre, semplice, abbiamo mangiato verso le 20 e poi verso le 22:30 i nostri amici si sono congedati. Liliana e Sebastiano erano con l'auto, mentre Adriana ed Enzo erano venuti in autobus. Preciso che quando noi andavamo a casa di Liliana il marito, appena finita la cena, ci ringraziava di aver partecipato e ci faceva capire che il giorno dopo avevano da fare. Per cui era il momento di andarsene. Era più mio marito che ci teneva a frequentare Sebastiano. Adriana ed Enzo non hanno chiesto un passaggio a Visintim perché in passato una volta era accaduto e Sebastiano aveva detto che avevano le biciclette in auto e non avevano spazio. L'8 dicembre tutto il nostro gruppo doveva andare a Romance di Sonzo dai nostri amici per pranzo. In quell'occasione Adriana ha chiesto un passaggio di nuovo a Liliana e lei ha risposto che si erano messi d'accordo con un'altra famiglia, Gabriella e Salvo, che erano anche loro invitati. Alla fine mio marito ed io ci eravamo offerti di dar loro un passaggio, poi noi non siamo andati a quel pranzo. La sera del 13 erano normali, come al solito, non ho visto cambiamenti. Tra di loro non hanno avuto battibecchi ma Sebastiano stuzzicava, criticava ed era nervoso nei confronti di Enzo ed Adriana. Era da qualche mese che Sebastiano si comportava così con Adriana ed Enzo. Mi ricordo che Sebastiano faceva brutte battute su come loro li avevano ospitati, su cosa cucinavano e sulle quantità di cibo che offrivano. Anche il giorno 13 dicembre i punzecchiamenti di Sebastiano verso di loro erano di questo tenore. Ricordo che Sebastiano ha detto ad Adriana: "Vedi Adriana, in casa loro si mangia sempre bene, non come a casa tua". Liliana non ha mai fatto commenti sugli amici o su quello che diceva il marito. Adriana mi ha raccontato che al pranzo del giorno 8 dicembre Sebastiano aveva fatto loro battute antipatiche sulle cene offerte da loro. Adriana mi ha detto che non c'erano stati litigi. Non capiva neanche lei perché Sebastiano si comportava così con loro. Adriana e Liliana si frequentavano anche senza il marito. Ho sentito che loro due si vedevano la mattina per bersi un caffè in città. Visintin in generale è una persona molto inventiva, secondo me. Ci raccontava delle cose, delle avventure del passato che sembravano non vere.
Ci raccontava che faceva il fotoreporter e che aveva conosciuto tante celebrità, politici, famiglie nobili, e noi non credevamo a tutto, non sembrava tutto vero. Poi gli piaceva essere al centro dell'attenzione, sembrava fosse una persona che voleva stare al centro di tutti. La sera del 13 dicembre mio marito ha fatto dei complimenti ad Enzo e Adriana e Sebastiano sembrava infastidito. Con Liliana quella sera sembrava normale, non si offendevano mai, erano molto bravi tra di loro. Quando Sebastiano faceva i suoi racconti sul passato molte volte coinvolgeva la moglie nel discorso. Lei era sempre d'accordo con lui. Lei non si confidava con me, non avevamo questo tipo di rapporto. Sebastiano e mio marito parlavano di politica, di viaggi. Il 13 mi ricordo che aveva un maglioncino grigio tipo austriaco con dei fiorellini rossi e verdi sul davanti e un paio di jeans di colore grigio. Non mi ricordo che giaccone avesse, neanche che tipo di borsa. Solitamente Liliana indossava un giaccone grigio o uno rosso scuro, né rosso, né bordeaux, lunghi poco sotto il sedere. In inverno la vedevo spesso con questi giacconi tipo piumino di quei colori. Sebastiano affila coltelli anche per le macellerie e pescherie di tutta la città, così lui ci diceva, ed alcune volte in passato ci aveva regalato dei coltelli ben affilati per la carne o pesce. Affilava anche coltelli in ceramica. La sera del 13 dicembre ero in salotto con Liliana, Sebastiano, Adriana ed Enzo e stavamo aspettando il ritorno di mio marito. Ad un certo punto Sebastiano mi ha chiesto di seguirlo in cucina. Una volta lì mi ha chiesto se gli ridavo gli ultimi 2 coltelli che mi aveva donato ed in cambio me ne ha portato un altro nuovo. Gli ho chiesto di scegliere quali voleva e lui ne ha presi 2 di grandi dimensioni e li ha avvolti in un pezzettino di stoffa. Poi è andato verso il salotto ed ha chiesto a Liliana qual era la sua borsa per mettere dentro i coltelli. Liliana è andata nell'ingresso ed ha preso la sua borsa ed è tornata in salotto. Sebastiano ha messo nella borsa di sua moglie i coltelli. Liliana poi ha riportato la borsa in ingresso. Non mi ricordo che borsa avesse, né la forma, né il colore, deduco che fosse grande perché ci entravano i 2 coltelli che erano lunghi non meno di 30 centimetri. Non credo che la borsa fosse scura perché Liliana non amava i colori scuri, non l'ho mai vista con nero o blu o marrone scuro, preferiva rosso, verde, color crema o bianco. Sebastiano quella sera ha fatto un video nella nostra cucina mentre mio marito cucinava e poi a tavola mentre mangiavamo. Quella sera non ho visto Liliana usare il suo telefono, non l'ha fatto, lei non lo usava tanto quando era in giro a cena, lui lo usava tanto, anche quella sera era con il telefonino in mano. Lei non tirava fuori il telefono dalla borsa e non lo teneva sul tavolo. Quella sera Liliana aveva parlato del Covid, ha parlato poco. Solitamente Liliana parlava poco, quella sera meno del solito, forse perché ha visto il marito nervoso. Di solito per gli inviti per le cene io telefono a lei o lei a me. Per la cena del 13 ho telefonato io a lei 2 giorni prima credo, ma lei non ha risposto. Era sera quando ho chiamato e siccome lei non mi ha risposto ho chiamato subito Sebastiano e li ho invitati. Ho chiesto se avevano impegni e lui mi ha detto di no e che accettava l'invito. Gli ho precisato che sarebbero stati presenti anche Enzo ed Adriana, che appunto lui punzecchiava sempre. Sebastiano come prima cosa ha detto allora non veniamo. Ho fatto presente a Sebastiano che allora ci saremmo rivisti con l'anno nuovo e lui allora ha accettato l'invito. Non ricordo chi era il loro padrone di casa in via Roiano, non era sicuramente lo stesso padrone di casa del mio appartamento, ma non so chi fosse, era un privato, non un'agenzia. Ricordo che Liliana e Sebastiano erano scontenti delle condizioni della casa e che il proprietario non voleva fare nessuna miglioria, in quella casa c'era solo una stufetta a gas in ingresso.
Non credo che Liliana avesse ancora le chiavi di quella casa, ma non lo so. Sicuramente Adriana conosce meglio Liliana, si conoscono dai tempi della scuola. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.